Rive Divine è un viaggio all'interno del gusto, delle tipicità enogastronomiche del vittoriese e non solo. Avremo modo di visitare cantine, aziende agricole, imprese del settore della ristorazione, frantoi, con visita diretta all'interno delle attività. La Proloco è orgogliosa di organizzare Rive Divine accanto a 40 aziende del settore. È un evento molto importante e significativo dal punto di vista dell'impegno, però io credo che sia l'evento che più di tutti dia una identità territoriale al vittoriese. C'è tanti prosecco e anche bellissime persone, anche artigiani, e quindi siamo qua direttamente dalla Corea e anche altre persone dalla Ghana in Africa, quindi noi abbiamo bevuto 3 prosecchi, anche salami, anche tantissimo. Ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione e col percorso che ci hanno consigliato. Si beve e si mangia molto bene e i posti sono incantevoli. Un ringraziamento alla Proloco di Vittorio Veneto che ormai da 12 anni porta avanti il progetto Rive Divine, che è una realtà non solo concreta ma anche di assoluto prestigio. L'obiettivo è la qualità, lo sguardo è quello di far conoscere meglio eccellenze e elementi importanti del nostro territorio, a partire dal settore agroalimentare, ma non solo. Pensiamo all'Osservatorio di Piadera, che è un elemento assolutamente di prestigio che pochi nel territorio del Veneto possono contare e che offre un'immagine scientifica e un panorama straordinario a chi lo visita. Abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, abbiamo una partecipazione ormai, posso dire, internazionale, con persone che magari casualmente sono dalle nostre parti ma hanno scelto di partecipare all'evento, come i coreani, gente degli Stati Uniti, ma quello che è importante è capire che più del 60% di persone vengono dalla zona, da di fuori della provincia di Treviso. È tutto bene, bellissimo qua, bellissimo, molto bello, il panorama fantastico, vino incredibile. È un'esperienza particolare e bisogna valorizzare questo tipo di proposte. Bravi!